All'ombra, venite qua. Sedetevi qua, bimbe. È meglio qua, raga, perché qua proprio non passa l'aria.
praticanti. È bellissimo vedere questa struttura piena di giovani promesse, di piccoli atleti che con tanta passione portano avanti i loro sogni. È un onore avervi qui, un grazie speciale da sicuramente al Fotocalcio che ha reso possibile la nostra introduzione alla struttura per svolgere questo torneo che ormai è la sua 28ª edizione e che è uno degli eventi più attesi di tutta la zona e che coinvolge non solo il Friuli, Veneto, l'Italia intera, ma va anche al di fuori dei confini, l'occasione non solo per vivere i veri valori dello sport, ma anche per scoprire il nostro territorio. Questo è sicuramente un valore aggiunto. Quindi grazie al Fotocalcio, grazie alla Ministra Macchia, grazie a voi che siete qui presenti, a tutte le società, a tutto lo staff. E ricordiamo che la finalità di questo torneo è una finalità importante, che è quella chiaramente della beneficenza, tant'è che i passi di questo torneo vanno alla via di Natale. Sapete che è qui vicino a noi, si trova ad Aviano. È un gioiello, abbiamo vissuto nel mare, quello per cui serve è una grande fortuna vera di aiuto alle intere famiglie, anche in questo caso non solo del territorio, ma che arrivano anche da molto più lontano. Quindi grazie e speriamo che continui sempre così e ancora di più, perché è un intervento tantissimo che non può troppo finire. E un applauso a tutti gli atleti che se lo meritano tantissimo. Io come responsabile della società Fotocalcio vorrei ringraziare tutti i genitori che hanno lavorato in questo fine settimana di Natale, questi passi, scusate, per quello che hanno fatto, ci sono collegati al 100%. Un applauso sono a loro, meritano questo applauso. Organizzando tutto all'ultimo momento. Adesso passiamo alle formazioni. Passiamo dalla società 20ª classificata Calcio Veneto Orientale.
presa. L'ultimissima società classificata, un pare su questo Ungheria. Adesso passiamo alla 13ª società classificata, prima della provincia di Pordenone, Rocco Calcio.
classificata Roma, calcio. Quarta società classificata Liventina. Se qualcuno presenta il donatello, società non classificata.
Marchetti, giocatore, ma anche una sua squadra che ha vinto il torneo, il Padova.